Io guardo avanti e guardo ai sì. L'Italia ha bisogno di sì. Sto sbloccando cantieri che significano lavoro, sicurezza. L'autonomia è qualcosa che c'è in Costituzione, è qualcosa che non toglie niente a nessuno, ma premia il merito, l'innovazione, la velocità. È stata chiesta anche da milioni di italiani ai referendum e quindi penso che da nord a sud farà del gran bene a tutti. Il ministro Matteo Salvini non usa mezzi termini e risponde così alle parole di Antonio De Caro, presidente nazionale di ANCI, che ha ribadito la sua contrarietà all'autonomia differenziata. E sono contento di essere un'assemblea di giovani sindaci, giovani amministratori, in una terra straordinaria come il Veneto che sta crescendo in maniera incredibile. Di mio porto in dote non chiacchiere, ma un nuovo codice degli appalti pubblici che arriva in Consiglio dei Ministri martedì, su cui stiamo lavorando anche in queste ore di giorno e di notte per avere appalti più veloci, più semplici e per dare ai sindaci più poteri e anche alle imprese più possibilità di cantierare e lavorare. Altro tema caldo, le gabbie salariali, discusse anche di recente dal ministro alla giustizia Carlo Nordio. Stipendi maggiori a nord dove la vita costa di più. Su questo Salvini risponde. Garantire stipendi adeguati con un contratto nazionale è assolutamente fondamentale, poi lasciare nell'ottica dell'autonomia alle regioni, laddove possono e vogliono, dare un contributo a chi paga di più l'affitto, mi sembra assolutamente ragionevole. Questione spinosa sollevata dagli stessi sindaci, quella dei diritti dei bambini per le coppie monogenitoriali. Il ministro Salvini su questo taglia corto. A me basta che i bimbi abbiano gli stessi diritti a scuola di tutti gli altri, la mamma è la mamma e il papà è il papà. Questioni che riguardano la burocrazia la risolvono i burocrati, però mi permetto di dire che è un tema che appassiona molto qualche giornalista e gli italiani mi chiedono altro. Quindi io vado per priorità, non mi sembra assolutamente la priorità del Paese. Ultimo ma non meno importante, le Olimpiadi Milano-Cortina. Sulle infrastrutture dice l'importante è che i conti tornino. L'importante è che si scelga, io sono assolutamente d'accordo con Zaia, vogliamo vedere i conti, visto che pagano gli italiani, fino all'ultimo centesimo di euro, ma vale anche per la pista di pattinaggio, farla laddove costa di meno e impatta di meno. Bisogna ascoltare i territori, perché una strada, una ferrovia, un villaggio non devono impattare su un territorio, poi però occorre decidere. Lo vedo anch'io da ministro, una ferrovia che passa attraverso 100 comuni, se ha due no e 98 sì, si deve fare, quindi l'importante è che gli atleti da qualche parte dormano.